Ed eccoci amici, buonasera, buonasera e benvenuti. Le 21:05 in questo preciso istante entrate in collegamento diretto con Al Lupo Al Lupo. Ricordiamo l'appuntamento subito dopo il TG, avete sentito le ultime novità, poi ho questa sera la possibilità di proprio notizie fresche in questo proprio minuto proprio minuto più minuto meno è arrivato da Catanzaro, perché è stato il ministro oggi Boccia, però non ha dato grande diciamo, disponibilità al dialogo, da quello che ho capito, sia con le persone che contestavano a Catanzaro, con i giornalisti pure, non penso, ha parlato con i giornalisti, perché ha parlato, comunque, ha parlato a cos'è, però questa è una trasmissione di sport che uno dice magari chi stiamo parlando di politica, no, perché poi abbiamo sentito di cotte e di crudo in questi giorni, quindi cerchiamo di stemperare un po' gli animi, parliamo di altro, parliamo di calcio e vi dico che c'è la possibilità, perché questa è una trasmissione che va in diretta da 27 anni, quindi abbiamo iniziato lontanissimo, tanto tempo fa, con Tele Europa Network, siamo ritornati insomma, dopo tante altre emittenti insomma, locali in Calabria, però ci siamo, l'importante è che lunedì ci siamo ed è per voi tifosi, perché più che altro questa trasmissione nasce per i tifosi, quindi potete interagire con noi, poi più che altro c'è anche il WhatsApp, mandate anche i vostri messaggi che li vedete scorrere durante la trasmissione, insomma ce ne abbiamo. Saluto per la prima volta qui in studio, abbiamo avuto anche in collegamento Skype un giornalista della Gazzetta del Sud, vabbè, un po' tanti giornali, però adesso scrive per Gazzetta del Sud, che è un grande tifoso del Cosenza, Francesco Mannarino. Ciao Francesco. Grazie Fabio, finalmente in studio, ho avuto l'onore di essere ospite a casa tua, sono contento. Questo dicevo, siccome tu stai arrivando adesso, in questo momento stai arrivando in Catanzaro, fuggendo come uno coi, erano un treno, di scale sono in ritardo, allora, ma che è successo? È stato Boccia, è stato un po' di casino, perché anche tifosi pare che erano. C'è stata, così facciamo una brevissima parentesi non sportiva, sì, sto tornando da Catanzaro perché oggi c'è stato il ministro Boccia, aspettavano i tifosi del Cosenza, ma in realtà c'erano anche i tifosi della Regina, i tifosi del Catanzaro, c'erano in realtà tutte le parti sociali della Calabria in attesa di incontrare il ministro Fabio, e il ministro li ha incontrati? E beh, no, sono tornato da poco, il ministro ha ripreso l'elicottero, è andato a fare altri giri politici e amministrativi, mi pare in Puglia. Sono rimasti lì a manifestare, hanno chiuso un po' l'ingresso alla cittadella regionale, c'è stato un po' di caos con le forze dell'ordine che sono dovute intervenire. Non è sport questo, però la gente reclama sicurezza, sanità e tutto quello che sappiamo. Ritorniamo al calcio, che è meglio. E che Dio ce la mandi buona per tutti i calabresi, perché non è facile. Allora, insieme a me saluto, ritorna un tifoso, diciamo, storico, ecco, Cosenza, perché sono tanti questi tifosi storici del Cosenza, insomma una vita allo stadio. Uno è Mario Costabile, qui insieme a me questa sera, anche un trascorso nel centro coordinamento club, insomma tante trasferte. Come stai Mario? Grazie Fabio, tu mi sequestri, ogni tanto mi sequestri e mi cacci dalle mie pantofole e dalla vestaglia. Che diavolo. Poi è stata a casa di pensionato. No, sono onorato dell'invito, non potevo esimermi da essere presente, grazie. Sono i pensioni, che ora cacciano pure i pensioni fra poco, quindi, no, ce l'ho privata, quindi non ho problemi. Ah no, ce l'hai privata, vabbè. Meno male. Allora, però, prima di iniziare la trasmissione facciamo gli auguri naturalmente al grande bomber del Cosenza Calcio in questo momento. Voi sapete che sta facendo bene, ma ha fatto bene anche lo scorso anno, come del resto un po' tutta la squadra. Più tardi poi l'abbiamo in trasmissione, che è Mirko Carretta, anche perché Mirko compie gli anni, quindi ci associamo agli auguri. Fa 62 anni Mirko, auguroni. 30 anni. Poi più tardi lo sentiamo. Si mantiene in forma, si mantiene in forma, va bene. Allora, è andata male la Regina, avete visto tutti, insomma, la partita di ieri, anche la squadra di Mimmo Toscano ha subito in 10, però una cosa strana Francesco, io ho visto contro la Spal in 10 ha fatto veramente una partita eccezionale, anche in 10 anzi poteva vincere 2-3-1 con la Spal. Però ieri in 10, un po' dal secondo tempo, la scorsa partita, mi ricordo con la Spal è stato espulso Menezza al primo tempo, è vero. E poi ha fallito un rigore con Denis, però adesso questa Regina insomma proprio è in caduta libera, poi
Ieri veramente ha giocato non male, ha giocato malissimo, poi a sentire anche, ad aver visto le immagini, a sentire anche i tifosi di Reggio, i nostri colleghi giornalisti lì allo Stretto. Anzi, vi do una possibile anteprima, una chicca che... Non dare queste chicche per piacere, non vediamo, allora lasciamo stare con queste chicche. Perché non mi può mettere in discorso, c'è già Franco, segreto pomeriggio, ed una chicche, ma pure tu dai le chicche, insomma siamo rovinati. No? Allora rimaniamo al campo. Franco c'è il replay delle chicche, va bene. Hai ragione, rimaniamo al campo e la poi regina... perché vi dico copiare, scusa, l'ha lanciata lui sta cosa, vi do delle chicche, ma tutti quanti non è chicche, una cosa, guarda che pazzesco. Sono i giornalisti, ho sbagliato trasmissione. I giornalisti sono questi. Ho sbagliato trasmissione, rimaniamo sul campo, la regina è in caduta libera, assolutamente. Qual è sta chicca? Qual è? La chicca adesso non la do più, andiamo a seguirla la trasmissione. No, la devi dare. Mi sembra ovvio. Maneri, la devi dare adesso. Pare che Gallo stia per decidere, anche se le affermazioni pubbliche riportate stamattina sul mio giornale, su Gazzetta del Sud, dicevano tutt'altro, che vuole confermare l'allenatore Mimmo Toscano, e invece in serata pare che ci sia una riunione dove l'allenatore non sia così al sicuro, così come è emerso stamattina su Gazzetta e sugli altri giornali. Questa era la chicca, ma ritornando sul campo, se no si arrabbiano i colleghi della trasmissione. Se mi risponde, ecco, poi glielo dico. Così glielo diciamo. Franco, scusami, sono Fabio in diretta, scusami ti disturbo. C'è Francesco Manarino qua che ha detto una chicca, cioè questa è una cosa tua, e lui si è messo subito a pigliare sta chicca. Che gli vogliamo dire? Quale chicca? Di quale chicca state parlando? No, ho detto io, siccome le chicche le dà Franco, mo tutti quanti queste chicche, no? Allora tu vedi che questa è una cosa, c'è un copyright di Franco Segreto. Salutiamo Franco che è un amico e un collega bravissimo. Comunque stava dicendo, scherzi, come stai Franco? Tutto a posto? Tutto a posto, sto vedendo un po' la Salernitana che sta Quando sta? in casa 1-0. 1-0, brava. Ecco la chicca, brava, una bella chicca in diretta. Ciao Franco, buona serata, ti salutiamo. Ciao. Va bene, la puoi dare sta chicca? L'abbiamo data, sì, l'abbiamo data, sperando che ovviamente noi tifiamo per Mimmo Toscano, diciamolo però. Vabbè, ma Mimmo non penso che è in discussione, perché la squadra, diciamo, sta avendo un po' di difficoltà anche con gli infortuni, con le squalifiche, insomma, c'è una situazione un po' particolare, però mi auguro che si riprenda al più presto. Ci voleva più umiltà da parte del Presidente. Allora, c'è una telefonata, chi abbiamo in linea? Pronto? Chi sei? Massimo, buonasera, veloce, rapido, perché questa sera abbiamo a tamburo battente, abbiamo le linee per voi, prego. Sono contento per l'ultima prestazione che abbiamo fornito a Frosinone, 2-0, e ora speriamo la partita in casa con la Salernitana. Faccio un bocca al lupo alla squadra che possa fare un grande campionato e una pronta risalita. È un buon precedente con la vostra trasmissione, buona serata. Bravo Massimo. Conciso, bravo, così, telefonate per voi, c'è la possibilità, 0984 25 525, prego. Comunque ha fatto una partita eccezionale. Sì, io ho visto la partita, sinceramente. Ha messo lì, l'ha aggredito come pronto e via. Qualche commentatore ha evidenziato il fatto che il Pordenone era poca cosa, che il Frosinone è stato poca cosa. E invece ritengo, con tanta umiltà per l'amor del cielo, ritengo che noi lo abbiamo reso veramente in quella condizione, perché ha preso acqua da tutte le parti, per cui veramente un bravo al mister, bravissimi ai ragazzi, e quella che è stata poi è stata la prerogativa anche dell'intervista, che è piaciuta l'intervista del dottore Federico, il quale ha ribadito, sotto spinta dell'intervistatore, ha ribadito il fatto che lui l'anno scorso aveva predetto che ci saremmo salvati e che all'8ª giornata avremmo vinto, perché era stata intervistata anche durante quella partita. Quindi è stata una bella cosa, che anche come colore è stata simpatica e siamo tutti quanti contenti. Naturalmente non ci dobbiamo montare la testa, dobbiamo, come dire, continuare e avere sempre l'umiltà. Non dobbiamo assolutamente illuderci che la cosa è facile, che i traguardi sono facilmente raggiungibili, dobbiamo stare tutti uniti, questo sì, stampa, giocatori, dirigenza,
pubblico, il pubblico non manca mai, per cui come affetto, peccato che non possiamo andare al campo, perché ripeto, la partita con la Salernitana dopo questo risultato eccezionale avrebbe visto un pubblico delle grandi occasioni, comunque la vedremo in televisione, e quindi un bravissimo a tutti quanti. Io, se mi consenti, Fabio, prego. Un ricordo speciale va a due persone amiche che non ci sono più, uno è il ragazzo Aiello, sì, e l'altro è Natalino, il papà di Franco Natalino, che fu collaboratore del Cosenza Calcio, quindi sì, ci uniamo a loro. Io mi auguro che la squadra durante la prima della partita con la Salernitana il capitano deponga un mazzo di fiori sotto la tribuna B, anche se noi eravamo sempre sulla tribuna B coperta, la tribuna Rao, però alla ringhiera sotto, adiacente al campo, si potrebbe benissimo, saremmo veramente contenti. È un ricordo ad una persona talmente sempre presente, anche se era cagionevole di salute, era sempre presente, era dietro di me, dietro Tonino Dommer, noi eravamo un pochettino più avanti, sempre a soffrire, a gioire, me lo ricordo benissimo, un grande ricordo. E poi a questo ragazzo che ci ha lasciato prematuramente, quindi questa pagina triste, purtroppo la squadra ha dedicato anche esatto, vittoria, sono contento, e ringraziamo anche Roberto Chiuzzi, che ha dedicato questa vittoria al ragazzo Aiello. Francesco, è una storia brutta questa pure. Purtroppo sì, purtroppo anche in quella zona gli incidenti sono repentini, deve accadere qualcosa, è accaduto. Invitiamo magari chi può intervenire, non so se sono i sindaci di Cosenza e Rendi, il sindaco di Castrolibero, non so se bastano anche le istituzioni ad intervenire lì, però qualcuno deve intervenire. Io penso che la strada che porta proprio allo stadio, è buia assolutamente, le macchine lì corrono come dei pazzi, quindi occorre fare qualcosa. Ritorniamo sul campo, perché sennò ci rattristiamo, e ha fatto bene Mario a salutare, il Cosenza gioca bene, Fabio. Abbiamo visto una partita meravigliosa, e mi permetti di sottolineare senza i due attaccanti, assolutamente. Quindi, guarda che merita al mister, perché sa mettere in campo i giocatori che secondo lui negli allenamenti vede in settimana che corrono, che danno il massimo. È una squadra tosta, a differenza dello scorso anno, che l'abbiamo vista questa squadra ma nel girone di ritorni, e te ricordo esultavamo in tribuna stampa per vedevamo poco gioco, prima col mister, poi è andato via, e poi nelle ultime gare, ma poi vedevamo la squadra. Adesso vediamo dall'inizio la squadra è compatta, la squadra gioca bene, e secondo me avremo anche delle altre sorprese. Adesso è uscito Vera, ha fatto questo partitone. Tecnicamente magari lo avevamo messo in discussione e ci ha smentito. Io ho detto che all'inizio non è facile, esatto, ma del resto anche Riviera lo scorso, quando è arrivato, poi, insomma, eravamo già pronti a criticarlo, e Riviera adesso è a Crotone in Serie A. Allora, Vera è un passo diverso, Vera è un giocatore, diciamo, la penso pure io, testa alta, sa quello, poche cose ma li fa in un certo modo. Non solo è importante che l'abbiamo recuperato sulla fascia destra, sulla fascia sinistra, è importante pure che Bittande, che era stato sacrificato a destra, è ritornato che era stato giù a sinistra, è ritornato a destra. Ma questo è molto al di là di importante. Bittande, Il ragazzo sudamericano, il ragazzo sudamericano, quando era arrivato e l'ha provato anche in Coppa Italia, ha avuto fiducia al Chiuzzi nel ragazzo. C'è il 25 col Parma, se non mi sbaglio. Giochiamo col Parma, mercoledì, domani. Dopodomani, oggi è lunedì, dopodomani di Coppa Italia. Ci sono in ballo 280.000 euro, se passi. Subito sembra sti soldi. I pensionati a Guarascio fanno bene. Io più che i soldi penso che se passiamo il turno troveremo la live. Guarascio non gli interessa niente dei soldi, lui ha detto sei un bugiardo. No, te lo dico io. Allora non ne frega niente, ti ha pagato. No, non guadagna niente, perché gli stati sono chiusi, in cassa non ne fa. Poi tanto ne ho speso 10, ne ho speso 12, tanto non è che siamo lì, voglio dire, non è. Allora, però una parentesi veloce e rapida, volevo salutare il presidente, perché stiamo parlando, tu sai benissimo Francesco, che abbiamo qui alla città di Cosenza la Pirossigeno, la squadra che milita il campionato di A2 e gioca qui al palazzetto di via Popilia.
Calcio a 5, sì, è praticamente un grande impegno anche loro. Io ho acceso i riflettori appunto su questo calcio a 5 perché è bello, Francesco. Non so se tu hai visto qualche partita. Io gioco al calcio a 5, tu col giochi... circolo della stampa, Fabio. Mica ti manca. Allora, Presidente Devi Pino, giocare anche tu. Allora, vedi se in caso, no vabbè, io che posso rotolare in questo momento. Abbiamo in diretta il Presidente Eugenio Piro. Buonasera Presidente, Salutiamo. In diretta telefonica. Come state innanzitutto, Presidente? Vabbè, quello sempre, grazie dei complimenti, perché poi viaggiate insieme, però tu hai una categoria in più, c'è una A, no, a noi ci manca sta A, purtroppo sta B, però ne manca là, è una lettera insomma che vorremmo scrivere. Presidente, le maglie sono rosso-blu. Sì, rigorosamente lo so. Ah, bravo. C'hanno un lupo stilizzato che è bellissimo, guarda, veramente bello. Bravo. L'ossigeno non vi manca, quindi siamo a posto. Vabbè, quello c'è sempre, no? Quello che c'entra, l'ossigeno, quello non ci manca sicuramente. Presidente, però io volevo aprire una parentesi sul discorso che voi non state giocando, come mai, Presidente? Purtroppo questo coronavirus stiamo facendo un campionato a singhiozzo, dobbiamo recuperare 4 incontri e stiamo vedendo un pochettino perché purtroppo in Italia c'è una certa situazione che non è del migliore. No, speriamo che questo vaccino che pare che in dicembre comincia ad arrivare, miglioriamo ancora questa situazione, perché la situazione è quella che è. Però Presidente, quello che stavo leggendo è che praticamente l'ultima, questa Giaz, se non mi sbaglio sono di siciliani questa squadra, giusto? Quella che è. Ma non hanno giocato perché c'era il Presidente che aveva il Covid e quindi non sono partiti, come funziona? Anche se... Sì, no, perché c'era il Presidente e quindi l'hanno rinviato. Fanno la partita. Ma speriamo che le prossime settimane si comincia a giocare ogni settimana, perché anche l'aspetto tecnico, questi ragazzi che fanno una partita poi infatti è una situazione che sta creando, a parte la situazione poi di tutto a livello economico, perché la situazione sta un pochettino creando grossi problemi. Io sono pure preoccupato perché non so se tutte le squadre riescono a finire il campionato. Presidente, volevo capire, se c'è il Covid il Presidente, che c'entra un Presidente con la squadra? Mica giocano Presidente, insomma, qua sembra un paradosso. Dovrebbero cambiare, perché io lo sto dicendo, perché se una squadra ha diciamo 8 giocatori validi, può a un certo momento può giocare. Perché se no così è un macello. Diventa difficile, certo, diventa difficile giocare. Abbiamo fatto 6 incontri e noi ne abbiamo giocato solo 2. Ma il capolista, se non mi sbaglio, è il Napoli in questo girone, perché poi c'è il Campania. No, il Polistena. Polistena che è rientrato, vabbè. Però al Napoli mancano anche partite, però voglio dire, poi mancano 3 partite. Al Polistena non ne mancano. Lo so. Comunque, il Calabrese c'è anche, oltre a voi c'è il Polistena, c'è un'altra squadra. Povolino, Catapurio, Ci sono queste categorie, 3 squadre. Diciamo che abbiamo delle ottime squadre. Solo che questo campionato... E allora ci rivolgiamo ai dirigenti della Lega, la Torre naturalmente è il dirigente della Lega. Mi auguro... Allora, Presidente, scusatemi, o lo chiudono sto campionato, lo sospendono per 1 mese, 2 mesi. Vabbè, ma scusatemi, non è possibile. Ho capito, però in questo modo che giocate a fare? Se giocate una partita poi ne fate una fra 20 giorni o fra 1 mese, cioè che serve? E poi almeno ci mettono regole chiare, no? Cioè, i giocatori poi dovete avete una rosa di 15 ragazzi, se uno c'è il Covid ne partono 14, poi si fa alternare, come in Serie A, come anche in Serie B, ma anche la Serie B. Così io penso che si dovrebbe fare, se no è inutile che... più o meno normale.
Comunque speriamo bene, fino a un certo numero di giocatori, fino a 8 giocatori, la squadra non può giocare benissimo. Appunto. Francesco Manelli, vuoi una domanda per il Presidente? Sì, è una pressione che è uguale per tutti. Certo. C'è una settimana che una squadra si può trovare leggermente in difficoltà quando si trova. Però, allora, no, un attimo, Presidente, Manelli, buonasera, prego. Presidente, sono Francesco Mannerino, ciao. Una domanda e poi un invito. La domanda è, ovviamente ci auguriamo che si riprenda al più presto, ma ci sono le possibilità che questa squadra di Serie A che porta il nome della nostra città possa vincere il tricolore? Almeno in quello la domanda. E l'invito, appena si ritorna a giocare, vogliamo organizzare col Circo della Stampa, dove io gioco a calcetto, una partita in amichevole, magari la diamo in beneficenza con qualcuno, Fabio, insieme alla pirossigeno. Ovviamente vincerete voi, però noi ci prestiamo al gioco. Quindi la domanda e l'invito, Presidente. Io personalmente sono d'accordo, dobbiamo parlare con l'ITRE e organizzare. Bene. Noi quest'anno abbiamo allestito almeno personalmente ritengo di aver allestito una buona squadra, no? Poi il campionato ci dirà. Però vabbè Presidente, c'hai 3-4 giocatori nazionali, insomma, nazionale uruguaiana, nazionale, voglio dire, sono alti livelli, una bella squadra, naturalmente è un investimento importante, quindi, però sta partita si può fare con il Circolo della Stampa, quindi arrivano tutti questi giornalisti. Si può organizzare, certo. Possiamo parlare col mister. E allora noi ci alleniamo intanto. Ci mettiamo in moto subito. Ci mettiamo in moto col Presidente Franco Rosito. Vabbè. Sì, abbiamo Rosito che è naturalmente sulla fascia, sì. Sono per tutte le cose positive, sono pienamente. Guarda Presidente, venga a giocare pure io, vabbè, però a patto che viene anche il... Mi ricordo quando giocavo, giocavamo tutti. Vabbè, poi in caso lo vediamo pure il nostro direttore Attilio Sabato, che lo invitiamo. C'è un tocco, diciamo, felpato, insomma, Attilio praticamente un buon attaccante, un regista di alto livello. Vabbè. Allora, Presidente, un in bocca al lupo anche a voi della Pirossigeno, calcio a 5. Ciao Presidente. Ciao al Presidente, grazie Presidente. Allora, se mi consenti, parlando di sport alternativi al calcio, a Cosenza, dovete sapere che nell'ambito degli sport cosiddetti minori, che minori non sono, parliamo di pallavolo, di cui io mi sono occupato per tanti anni, ci sono molti atleti e dirigenti tifosissimi del Cosenza che non mancano mai sulle tribune quando si poteva andare al campo. A tal proposito, se mi consenti, vorrei mandare un caro saluto ai dirigenti, agli allenatori e a tutti i ragazzi della squadra di pallavolo area volley Cosenza, perché sono allenati da Ciccio Perri e da una bravissima allenatrice Gallo. Quindi questi ragazzi stanno facendo tuttora allenamento, stanno facendo molti sacrifici, è un gruppo veramente eccezionale e io questa sera mi ero riproposto di salutarli perché meritano, anche perché sono tifosi del Cosenza. Accendiamo sempre i riflettori anche su questi sport meno, grazie, diciamo, Fabio, grazie. come hai detto tu. Una lupa al lupo scoppiettante, stiamo parlando di cronaca, però, di calcio 5, di tutto. Allora, chiede al giornalista, scrive il consiglio, chiede al giornalista della Gazzetta del Sud se questa aggressività della squadra dipende dalla preparazione atletica. Ora perfetta, ciao Claudio, questo è Claudio. Signori, stanno tornando Brucino e Sceudona, adesso sono cavoli primari per tutti, Forte, Granda, vabbè, adesso c'è la pubblicità, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ritorniamo subito dopo, sempre qui in diretta insieme a noi con Allupa Lupa, fra poco. Ci siamo, le 21:35 in questo preciso istante, entrate ancora in collegamento con noi di Teleuropa Network con Allupa Lupo, trasmissione in diretta, come ho detto, da oltre 27 anni siamo insieme a voi, insieme a me questa sera c'è Francesco Mannarino, che è della Gazzetta del Sud, e un tifoso, dico storico, storicissimo del Cosenza Calcio, Mario Costabile, poi ci racconterà di qualche trasferta, però ti arrivano già tanti messaggi, un abbraccio a Mario Costabile. Sì, è pareggiato bravo Frangia, ha pareggiato la Salernitana, quindi a Salerno Salernitana 1, Cremonese 1, risultato importante anche per noi questo, sempre.
Chissà, io mai potevo pensare a guardare in alto. Parlavi di messaggi? No, mi guarda sempre guardare in sotto. basso, Che diamo. Parlavi di messaggi? Sono dei messaggi che arrivano sulla TV e praticamente c'è Grande Mario sempre presente da 26 anni anche in Serie Z, quello che si dice a me, in Serie Z ci sarò sempre, un abbraccio e forza lupi, Carlo Zottola, quindi ti saluto. Grazie, dottore Zottola, grazie. Allora, abbiamo Silvio, eccolo qua, dalla Mezzia Terme, il grande direttore Silvio Zizza. Buonasera Silvio, benvenuto ad Al Lupo al Lupo, come stai innanzitutto? Buonasera a te, ai tuoi ospiti. Buonasera, buonasera. Buonasera, ciao. Grande e grosso, no? Ho visto quando mi scrivono grande Fabio, io ci metto anche grosso, capito? Perché purtroppo, capito, scherzi a parte. Come stai innanzitutto Silvio? Bene, e allora? Chiusi come tutti però si tira, dai, si tira. Se ti centri con la telecamerina forse ti vediamo meglio, vai al centro, più a sinistra, no, dall'altra parte, ecco qua, bravo, la tua adesso possono fare anche, così, bravo Silvio, adesso ti vediamo bene. Senti, allora, voce e microfono a te, dici qualcosa su questo Cosenza e su questa regina se vuoi, prego. Prima vi seguivo su Tenna, in TV, e devo dire che appunto parlavate di questa Cosenza, io ho visto la partita, un Cosenza, facciamo i complimenti a questo giovane ragazzo di Calabria, che è importante dirlo, no? Perché sempre si vanno a prendere calciatori, allenatori, sempre da fuori, noi, cioè il presidente Guarascia. No, vabbè, questa è una cosa normale, perché noi cerchiamo pure commissari ancora da fuori, quindi voglio dire, stiamo aspettando, ma aspettiamo che arrivano questi commissari. No, è perché abbiamo sto fatto che mi piglia sempre di fuori, noi abbiamo qua, io lo dico da una vita, abbiamo giocatori, abbiamo calciatori, abbiamo calciatori, allenatori, abbiamo ingegneri, abbiamo medici, abbiamo luminari in tutti i settori, però purtroppo hai capito, vabbè, lascia perdere, andiamo avanti, prego. Infatti, io spesso, anche nelle altre volte quando gentilmente mi ha invitato, ho sempre ripetuto che se l'anno scorso la chiamata del Chiuzzi diventava quasi di necessità del tu, perché comunque è inutile che andiamo a prendere allenatori veramente, in questo caso da fuori, che non conoscevano il gruppo e tutto, il Chiuzzi era la migliore soluzione. Quest'anno invece il Chiuzzi è stato proprio scelto per quest'estate. Quindi in merito a chi l'ha scelto, complimenti, indipendentemente da dove andrà a finire il Cosenza, io spero sempre più in alto possibile di questa classifica, intanto che passi dalla parte sinistra della classifica, anche se in alto, però sulla parte destra, che passi dalla parte sinistra, ciò vorrà dire che magari si potrà pensare a qualcosa di più che non una semplice salvezza. Guarda, io ho visto ieri una squadra, scusa Fabio, ho visto una squadra veramente ben messa in campo, con Falcone che complimenti a Trinchera che l'ha preso, perché è veramente una sicurezza, perché comunque sull'1-0 per il Cosenza ha salvato la gara con quella parata distinto di piede su Novakovic. Poi una difesa come dire, veramente messa lì con Itta che fa da padrone, senza dimenticare il legittimo anche di Ritiello. Soprattutto un filtro al centrocampo, che è lì che la forza del Cosenza, cioè con Bruccini e Sciadone in mezzo al campo, con i due esterni, ecco, dicevate prima di Vera, questo è un ottimo acquisto perché c'ha gamba, c'ha anche un buon piede, lui ha messo quella palla in mezzo che poi Baez, disorientando un po' il portiere, ha fatto sì che poi Carretta la buttasse dentro, e Bittante che insomma uno che spinge e fa male sulla destra. E poi davanti, scusa Fabio, davanti abbiamo questo Carretta che io mi ricordo ad esempio il Matera, che già si vedeva che aveva delle importanti doti da esterno, ma adesso sta facendo anche l'attaccante, vede la porta come pochi, e certo. Baez, che cosa dire di base. E in ultimo Balluni che è anche un'altra buona scoperta. Aspetta, come dicevate, e finisco, come dicevate, ci sono ancora tanti giocatori che Cosenza, quindi secondo me hanno fatto un organico importante, e poi soprattutto ho visto una squadra cortissima che aggredisce l'avversario anche in fase non possesso, e quindi mette in difficoltà a tutti. Va bene. Silvio, un attimo, c'è una telefonata, abbiamo telefonato perché si accavano telefonate. C'è una telefonata, sentiamo anche la telefonata, poi salutiamo anche Silvio, vediamo se Francesco le chiede. Sì, allora prego, chi sei? Buonasera. Buonasera Franco, benvenuto. Prego, voce e microfono a Franco, vai. Un saluto al signor Costante. Grazie.
del Sud. Grazie, ciao. Io volevo dire una cosa da passo del potente calcio. Prego. Stiamo attenti, io voglio sognare, stiamo attenti che il Cosenza farà il playoff. Io lo dico mo, segnatevi la data. Sì. Da passo del potente calcio noi faremo E noi diciamo amen, Fra, diciamo amen. Ce lo auguriamo tutti, Franco. se questa squadra sta come sta in campo e sta unita nello spogliatoio e si tappa le orecchie dei tagliatori, Sì. questa squadra andrà lontano. Ce l'auguriamo tutti. Non mi tocca a gennaio perché io penso che se con la squadra ormai da 60 anni, in 62 anni su 40 anni che aveva il campo, qualche Va bene. allora voglio dire, stiamoci attenti che il Cosenza farà il playoff. Speriamo che riaprano gli stadi perché lo stadio è socialità, è amicizia, Certo. è tutto il resto. Assolutamente. Grazie. Mi scuso per aver No, che roba No, gratitissimo. Una... Forza Lope, Forza Lope. molto di auguri di Natale. che diamine, ciao Franco, che è Natale ancora quindi sì, quindi. E sai che la riprendi, dai, non ti preoccupare, devi avere un po' di pazienza perché c'è molti, guarda, mi scrivono da Acri, da tutte le parti, va bene. Dicendo così, senza polemica. Ma lo so, purtroppo chiamano. Ciao, grazie. Ciao, bello, ciao. Allora, Ciao, c'è lo ciao. Skype, c'è Ciao, quello, il ciao. telefonino, il mio, i messaggi. È positivo, questo è positivo. Sei seguito. No, siamo noi che lo no, facciamo no, seguire. Non è possibile. Allora, C'è Mannarino, scusa. buonasera, sono Pasquale da Acri. Ecco, salutiamo Pasquale da Acri. Salutiamo Vorrei Pasquale. fare complimenti al Cosenza per la bella vittoria, Forza Cosenza, complimenti per la trasmissione. Grazie Pasquale. Allora, Silvio, velocemente una battuta sulla Regina, vai. Sì, a proposito di Regina, Fabio, è giusto che i tifosi sognino, però, come diceva prima il giornalista della Gazzetta del Sud, è importante anche, almeno mi pare, diceva lui, è importante sempre stare con i piedi per terra, no? Nel senso che questo è un gruppo, il mister lo sa, il campionato di Serie B è un campionato incredibile. La Regina era mi pare a un punto addirittura nei playoff. Si è ritrovata a un certo punto a un punto dalla bagarre, perché adesso è a un punto dai playout. A 7 punti. Dai playout. A 7 punti in classifica. Questo volevo dire. Ha un punto di vantaggio sull'ultimo. E altre devono recuperare partite, tra le altre cose. Infatti. Vabbè, Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che il Cosenza ha tutto nella squadra, sì vabbè, sempre un giocatore, se poi arriva qualche giocatore importante va sempre bene, no? Perché per bene, insomma. Però sono convinto che Chiuzzi sa amalgamare bene questo gruppo. Dicevo della Regina, la Regina infatti in un momento no, ieri la partita con Pisa è clamorosa, insomma, no? È vero che, come dicevi tu Fabio, anche dalla partita col Cosenza del derby, quando rimase in 10, anche ieri è stato espulso Cristo. Sì, ma sta giocando sempre in 10, anche con la spalla ha giocato in 10. Tant'è che stavolta vorrei finire le gare Poveretto questo. Menessi che sarà, io fin dall'inizio quando ho preso Menessi ho detto, ma non per fare uccidere Malaguri, ma dico, Menessi spesso si infortuna. Non è la prima volta purtroppo, no? Allora sicuramente è un talento di prim'ordine, però poi sei costretto Deve avere alternative e in ogni caso non è possibile, nonostante la Regina in 10 comunque sta prendendo a casa 3 punti importanti, però non è possibile prendere quei due gol in quel modo, perché a quest'ora 3 punti li trovavi. Il secondo non se ne parla proprio perché prende un gol lì, ma il primo ci sta perché Masucci ha fatto una giocata da alti livelli. Del Pisa. Il difensore non scala bene, si fa superare dalla. Infatti, lì c'è un errore. E il portiere sul proprio palo pure. Va bene. Non interviene. Esatto. Comunque, Speriamo bene, dai, anche per la Speriamo Regina. Un abbraccio Silvio. Soprattutto che il presidente Gallo faccia come Guarascio, che alle minime defiance non tolga l'allenatore, perché Toscano si merita. No, non penso. Ora,
Vabbè, queste sono le solite cose di oggi, come non esiste, perché figurati, stai tranquillo che non è così. Occhio Allora, a Taibbi, occhio a Taibbi. Occhio? A Taibbi. Perché? Che significa? È il direttore sportivo, perché Taibbi è... Ma i giocatori poi portano plus i direttori sportivi, poi mi perciò, ma questa è voglio un'altra leggenda metropolitana, Silvio, scusami, anche tu fai il direttore sportivo, voglio dire, se la squadra, sti brocchi, tra virgolette, diciamo, se ci sono, quando li portate voi, mica li portate, molte volte gli allenatori subiscono anche repressioni dei direttori sportivi, perché a pagare l'allenatore e non il direttore sportivo? Questo è quello che mi chiedo e si chiedono anche... Devo dire una cosa, io ho vinto anche qualche campionato, però allo stesso tempo mi è andato anche male il campionato, e ti voglio dire questo. In una partita clamorosa dove perdemmo in casa, praticamente si comprometteva al massimo la situazione, conoscendo il valore dei giocatori che avevo preso e averli visti nel campo in quel modo, io sono andato agli spogliatoi e mi sono dimesso. Ma anche per dare una svolta, perché la colpa, è vero, è 50-50, bravo. si è messo alla squadra, un allenatore ti può dire voglio Di Ippolito, come ti può dire che vuole il giornalista, vuole Di Ippolito, capito? E tu devi scegliere per questi giocatori, ma alla fine quindi poi sei tu che devi andare a prendere al minor prezzo possibile, certo. Eccetera. Quindi, speriamo bene, dai, un abbraccio, grazie Silvio, una buona serata. Un saluto caro, arrivederci. Allora, Francesco, tu volevi parlare, dico perché c'è già una telefonata in onda, qua non è che è facile. In onda, io volevo chiedere al direttore, ma lo chiedo in realtà a chi ci segue da casa, e poi magari lo chiederò anzi ancora di più a Carretta, che spero avremo da qui a poco. Io approfondiamo allora, magari facciamo qualche critica propositiva al Cosenza. Il Cosenza ha vinto la prima partita dopo 8 partite, scusate il bisticcio parole, giocate. Il problema c'è, il problema secondo me è quello di fare gol, di concretizzare, perché se è vero, come è vero che il gruppo e la squadra ci sono, è vero, ed è altrettanto vero, che manca finora l'attaccante che finalizza. È vero che è mancato finora forse Borrelli, forse qualche altro attaccante che ancora... Petra. Ancora secondo me gli attaccanti devono dare... Così si chiama Petra, si chiama così, in dialetto. Poi azzeccato. Speriamo che sia duro come... Petra si andava a giocare alla Varesina, non so, c'è una squadra della Varesina che gioca in Serie D, come lo devono chiamare? Sassi lo chiamavano lì, lo chiamavano Petra. Vabbè, altra telefonata, chi abbiamo? Pronto, buonasera, ciao Fabio. Buonasera, chi sei? Prego. Prego Francesco, vai. Cosa? Io sono Francesco, che ho lavorato al comune, ogni tanto ci vedevamo a quel secondo piano. Vabbè, comunque, vai, c'è un tifoso del co, vai, prego. Grazie. Grazie. Con i nostri ragazzi che veramente hanno fatto una partita alla grande, sono stati davvero venuti cortare. Sì. Siamo stati bravissimi. Io devo dirti, Lanciare, quest'anno mi sento, è una premonizione, quest'anno noi saremo la rivelazione del campionato, punteremo alla Serie A. Ma speriamo, però guarda... Grazie Francesco. Tutti i tifosi di Cosenza, di tutti i gruppi organizzati e i tifosi di Terra Calabria. Un abbraccio anche a te. Grazie, però... Anche a te, buonasera. Come diceva Francesca e come ha detto Franco, penso che il campionato è lungo, perché qua se vai a vedere la classifica, no? 4, 7, 6, 8, sono tutte lì, cioè qua basta pareggiare, non dico perdere, pareggiare due partite Fabio, e ti zumbano i supericchi, cioè, capito? Esatto. Qual è il discorso? Io condivido pienamente questo discorso, non vogliamo essere né uccelli di malaugurio, anzi noi siamo tifosissimi al Cosenza, il campionato di Serie B è lunghissimo, il campionato di Serie B è difficile quanto quello di Serie A, ci sono squadre talmente attrezzate che è un campionato alla pari della Serie A, ovviamente non ci sono Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma sicuramente, ma ci sono altrettante squadre, l'Empoli, il Frosinone, ma la Regina stessa, sono squadre forti, fortissime. Il Cosenza però noi
ci lascia ben sperare, questo lo dobbiamo dire, ma il campionato è davvero talmente lungo che i conti facciamo alla fine, ma noi ci auguriamo tutti che il nostro Cosenza chissà che cosa dove ci arriva e dove possa però, Francesco, arrivare. L'entusiasmo da parte dei tifosi ci sta. È meraviglioso l'entusiasmo visto la partita, perché io poi penso, no, non siamo secondi a nessuno, che le partite, allora, c'è un tecnico adesso che abbiamo in collegamento, se ti abbassi un po' la telecamerina, se no viene troppo, tu siccome sei alto assai, capito? Bravo. Uno alto 1,98 m, che mo ve lo presento, cioè praticamente le partite miste, io penso che li preparano in settimana. Allora lui è andato lì allo Stilpe con Frosinone, ha preparato questa partita, l'ha fatta una partita sulla carta, poi mo arriva la Salernitana, va a vedere che troverà un altro tipo di gioco o meno. Mister, buonasera a mister Alberto Urban, eccolo qua. Buonasera a tutti. Come stai Alberto, come stai? 1,4 metri abbiamo detto? Lui 1,90 m, pure come a me è alto, vedi? Nei piccoli vasi il miglior unguento, vabbè, diglielo. Come va Alberto? Che vogliamo dire a questo Cosenza e a questo Chiuzzi che insomma stanno parlando tutti bene alla squadra? Ma direi che ho visto la partita venerdì, una partita molto importante. Siamo stati molto bravi, abbiamo attaccato dal primo minuto con un pressing veramente ultra offensivo dove il Frosinone non riusciva proprio a giocare. A ragionare, bravo, non è riuscito a giocare. Anche al finale perché ci siamo difesi attaccando e questa secondo me è la mentalità importante che ha Roberto e che sa trasmettere alla squadra. Sì, è vero. Francesco, volevi chiedere qualcosa al mister? Ciao mister. Hai detto una cosa, ci siamo del tu, mi permetto, una cosa sacrosanta. Mister Occhiuzzi ad inizio campionato, io lo ricordo perché seguì quella conferenza stampa, disse una cosa importantissima e la sta dimostrando sul campo. Il Cosenza non lo vedrete mai in una fase difensiva, o meglio, si difende attaccando, quello che hai appena detto tu, ed è una caratteristica che secondo me poche squadre hanno e che va apprezzata nel mister e nei giocatori che ha il Cosenza quest'anno, vero? Certo, infatti così. No, ma adesso Roberto ha avuto anche 15 giorni veramente per lavorare con la squadra dove ha potuto spendere tutte le energie negli allenamenti e so che Roberto è uno che piace lavorare, piace trasmettere e poi ha un valore aggiunto che è riuscito secondo me a far capire anche ai giocatori lo spirito di appartenenza, cioè lui veramente trasmette l'amore per la squadra e l'amore per la città e queste sono secondo me delle cose veramente fondamentali. Infatti è così. Posso fare una domanda ad Urban? Prego, Mario Costabile. Allora io ricordo benissimo le gioie che ci hai dato, assolutamente, ma non solo io, questa città ti ama da sempre. Io non lo so, ci ha fatto la Magaria a Ricusendini. E ora ma mi ricordo benissimo tutte le gioie che ci hai dato, assieme al gruppo, assieme all'allenatore. Questo amore, questo amore viscerale che noi abbiamo nei tuoi confronti è ricambiato da te in che modo? Ma io credo che Cosenza è una città particolare, poi probabilmente io sono arrivato anche nel momento più bello, il momento dove siamo ritornati in Serie dopo 25 anni e dove veramente la città è la città. Io credo che a tutti i corpi, Cisboni, Ciccio Marino, siamo molto legati veramente ancora alla città e a tutta la gente, perché sì, noi abbiamo dato tanto, ma abbiamo veramente ricevuto tantissimo certo. Sia dalla società sia dalla città e anche dalla provincia. E poi anche l'altra volta, Cosenza a me mi ha permesso di ritornare in Serie A, gli allenatori, sì, fatto sì che in 3 anni sono maturato tantissimo e ho potuto. Certo, ma poi guarda, devo spezzare una lancia
per quello che dicevi tu a favore di Alberto, perché chi lo chiama, radio, giornale, è sempre è disponibile quando c'è Cosenza, subito l'unica cosa che uno chiama è il Cosenza Calcio, che la di chiamare ci danno 7 ore giovanile per mettersi dolente note. Voglio, sto scherzando, però vabbè, l'ho detto così, no, Francesca? Potrebbe essere anche noi lo chiamiamo, però magari siccome ha fatto bene dove è andato, ha allenato, e purtroppo in questo calcio c'è bisogno anche degli sponsor. Alberto forse sponsor non ce n'ha e quindi praticamente molto probabilmente non allenerà per questo. Mi auguro che anche a lui sarà data la possibilità di mettersi di nuovo in carreggiata e in luce, perché Alberto, scusa, capacità, prego. Vivi sempre a Cava dei Tirreni? Sempre lì, sempre a casa. Sì. Sempre a casa. Si vive bene, è una cittadina molto tranquilla. La conosco. È solo la squadra che non sta facendo neanche bene quest'anno, sono ancora ultimi in classifica, hanno puntato anche qui sui giovani e sappiamo che quei giovani sono delle scommesse che non sempre si dicono. Ok, Albe, io ti saluto perché abbiamo la pubblicità. Francesco, vuoi salutare Alberto? Ciao mister, volevo lasciarti una cosa al volo. Pensi che manchi qualcosa a questo Cosenza? Io credo di no, io credo che la squadra sia stata costruita molto bene. Parlavamo che mancava magari la finalizzazione, l'abbiamo trovata domenica, abbiamo fatto 2 gol importanti. Io credo che veramente c'è stato un buon lavoro del direttore, credo che Occhiuzzi ha un organico importante per fare bene. Adesso non saprei dire la posizione dove può arrivare, anche perché abbiamo 7-8 squadre che veramente sono di valori assoluti, che sono state costruite per la promozione, ma io dico che Cosenza con questo organico può fare sempre. Speriamo bene. Alberto, un grande abbraccio da Cosenza, dalla Calabria, quindi ti salutiamo e alla prossima, Albertino. Un caro saluto sempre nei nostri cuori. Grazie anche voi, buonasera. Ciao. E forza Lupi. Ciao, grazie Alberto, ciao. Una buona serata ad Alberto Urban. No, lui su questo, vedi, ma l'ho detto prima, l'unica cosa, c'è sto mister, sto società che lo chiama, gli danno il settore. Un giorno lo chiameranno. Tu porti fortuna, dicevi prima, Fabio, lo chiameranno a breve. Allora, c'è una telefonata rapida, giusto per dopo devo dare la linea alla regia per la pubblicità che Giuseppe già ha chiamato e ha mandato i messaggi. Allora, chi abbiamo in linea, pronto? Pronto? Sì, buonasera, prego. Buonasera, ciao Fabio, sono Massimiliano Esposito, sono velocissimo, sì. Sulla pubblicità, l'ultimo ospite che conosco personalmente. Ciao Massimiliano. No, prego. Voglio una cosa sul Cosenza, mi fa molto piacere che stiamo ritornando a vivere sì, dimmi, va. No, veloce, vai, prego. Sì, stiamo vedendo la storia dei tempi belli, abbiamo vinto a Frosinone, adesso incontriamo il Parma, una squadra di Serie A, col Parma in crisi, sono anche qualche speranza. Benissimo. Ma per il sulle chiosa potremmo ritrovare la Lazio, che chi si ricorda abbiamo trovato di Ericsson, di Mancini, eccetera, quindi stiamo ritornando ai tempi belli. Una volta un gol diceva la Calabria lo so, speriamo tutto qua, sono stato sintetico, vi lascio una buona continuazione e buona pubblicità. Buona pubblicità. Ciao, un abbraccio. Allora, con questo, amici, la linea alla regia al nostro Giuseppe Costanzo per dalla sede centrale di Cutura. Allora, te la linea, Giuseppe, a fra poco. Ci siamo, sì, eccoci qua, siamo ritornati in diretta, noi ogni tanto ci spostiamo perché tra una pausa e l'altra siamo dinamici. Ci alleniamo pure. Sono le 22.03 e Giuseppe dice siete in onda, e uno se ne va un po' in giro, vabbè. È la bella della diretta. Il bello della diretta, è vero, è così, perché poi non prepariamo niente. Non prepariamo niente, la cosa bella è che questa è una trasmissione che va in onda direttamente senza preparare niente. Allora, stavi dicendo, Mario, volevi dire qualcosa, prego. No, per quanto riguarda il discorso che il tifoso è umorale, ma ben venga, noi tifosi del Cosenza, anche quando vincevamo i campionati, abbiamo sempre sofferto, siamo stati sempre
come dire, siamo sempre stati in ansia. Ti ricordi quando vincemmo il campionato e parlavo con Mannarino durante la pausa? Niente di meno, il nostro avversario era il Bacolo, raga, quando siamo andati a Bacolo su un campo dove c'era la moquette, non lo dimentico mai. Sì. Quindi ben venga il fatto che siamo umorali, e quindi adesso che abbiamo questa gioia ce la godiamo. Quando perderemo, però questa gioia viene anche dal fatto, questo è serio, viene anche dal fatto di una considerazione, che la squadra lotta, e il tifoso cosetino quando vede che la squadra lotta l'applaude lo stesso, anche se perde. Ma io l'ho detto, questo è importante. Ci sono state partite che abbiamo perso, sono uscite allo stadio e hanno applaudito. Questa è euforia. L'impegno che vogliamo vedere è l'impegno che stiamo vedendo. La Salernitana ancora pareggia, Fabio. Ho sbirciato un po' il risultato, sono nell'intervallo 1-1 è un risultato. Quindi questo volevo. Adesso abbiamo due situazioni, una con una telefonata e l'altra abbiamo Clausi, che invito Clausi a girare il telefonino perché altrimenti ti vediamo a righe e non ti vediamo a quadretti. Va bene, allora c'è una telefonata. Sentiamo chi abbiamo, pronto? Buonasera a tutti quanti, Natalino Bosco. Caro Natalino, buonasera. Natalino. Presidente Mario, buonasera. Grazie. Prego Natalino. Aniele, che volevo dire? Volevo dire una cosa principalmente della vittoria col Frosinone. Sì. È stata la più bella vittoria di questo inizio campionato, perché è una vittoria che dedichiamo sia alla squadra, sia a tutti quanti, ai due tifosi scomparsi, sia ad Emanuele che a Raffaele, due giovani purtroppo andati via. E questa è stata la vittoria che mi ha fatto uscire le lacrime, perché immagino come erano contenti questi due ragazzi. Comunque, andiamo avanti. Purtroppo è che così. Volevo dire anche un'altra cosa: andiamo a giocare a Parma, andiamo a giocare come sappiamo giocare, anche perché ci sono 280.000 euro di soldini. L'abbiamo letto. Il Cosenza vince insomma col Parma. E Guaracio queste cose non te le fa sfuggire, perché poi ci sono soldi, c'è il naso di Guaracio, quindi stiamo tranquilli che la partita la vinciamo. Sì, lo so, perché quello infatti, quando vuoi vincere c'è soldi in palio e poi dopo non vinci mai, Natalino, lo sai, no? Però qui dobbiamo vincere. Guaracio dicono che ma scusa, ma dobbiamo vincere per 280.000 euro perché dobbiamo vincere, poi troviamo la Lazio, fammi capire. Vi preoccupate che Guaracio poi non ha i soldi o no? No, che diavolo. No, è un augurio quello che fa Natalino, dai. Dici tu, è un augurio. Come se, insomma, con 280.000 euro fai conto che fa 3 partite da quasi 90.000 euro. Ma tu lo sai che vuol dire giocare a porte chiuse? Ma guarda, secondo me, innanzitutto io penso che se passa il turno forse questi soldi li metterà in prima partita il Presidente, secondo me nemmeno lui dice ai giocatori: superate il turno, 80 me li prendo io e 200 me li do a voi. Questo sicuramente lo farà. Se lo augurano i giocatori, ma non penso. Vabbè, comunque. Clausi, cosa ne pensi di questo fatto, Clausi? 280.000 turno più altri 280.000 su, questo è sicuro, Non si sente bene. Un attimo, vediamo di sistemarti. Chiudiamo prima Natalino, vuoi aggiungere qualcosa? Poi sentiamo Clausi, prego. Niente, forza Lupa sempre, un bacione a tutti quanti. Fabio, tu sempre più bello, stasera sempre il Presidente Conte. Sì. Ciao Natalino. Ti abbraccio, ciao. Buon lavoro. Ciao, bello, ciao. Salutiamo Natalino. Allora, ricordiamo che siamo in diretta, fra poco Mirko Carretta. Allora, adesso abbiamo il Legittimo, Matteo Legittimo, ecco, sta barba, la me, c'era 3x2 a Lugranzola, una volta c'era il Granzola, adesso non c'è più, va bene, comunque. C'è la squadra di nuoto adesso, prego. Antonio, mi senti ora? Sì, ti sento anche prima, non riuscirai a farti sbagliare. Non riuscirò a farti, se Skype purtroppo fa le bizze, non è colpa nostra, ma è la piattaforma Skype che va e viene, oppure lui non ha linea in questo bunker, perché voi sapete questi giornalisti sono bunkerati, hanno dei bunker a casa perché hanno paura, capito? Siamo sempre davanti a un computer, siamo sempre davanti a un PC. Fanno inchieste pesanti, no? Praticamente, e quindi loro devono capire, specialmente Clausi sul calcio che tutti le chicche per ritornare alle chicche. Vabbè, comunque
scherzi a parte, allora volevamo perso tutto, non si vede più. Quindi, se riprendiamo la linea, volevo chiedere a Clausi, che è un amico e un collega giornalista, tra l'altro uno dei più preparati, insieme anche a Vittorio Scarpelli, che saluto, insieme ad altri sul Cosenza Calcio. Antonio ricorderà sicuramente, perché al di là del premio monetario, io mi auguro che il Cosenza vada a giocare con la Lazio, e noi ricordiamo da ragazzini la partita di Coppa Italia con la Lazio. Antonio si ricorderà quel gol di rovesciata di Riccio, e chi se lo dimentica. Io mi auguro che il Cosenza arrivi a giocare alla Lazio per rivedere magari un gol di rovesciate di chi? Ce lo facciamo dire da Antonio. Io ero allo stadio quella sera. Vabbè, mo ritorniamo a te. Allora, vai, prego Antonio, vai. Chiaramente di Chaudon, l'unico centrocampista che ha la classe per ripetere questo tecnico, non che Riccio avesse anzi la classe di Chaudon, però se qualcuno deve segnare il rovesciato io dico Chaudon, ecco. Se dovessi investire un obolo direi Chaudon. L'obolo del presidente Guarascio, ovviamente, ci mancherebbe. No, stiamo prima a proposito dell'obolo del presidente Guarascio, che secondo me i 280.000 euro non di premio, per il passaggio del turno in Coppa Italia, lui non solo li devolverà tutti ai calciatori, ma ne aggiungerà altri 280.000 euro di tasca sua. Non ho dubbi al riguardo. Vabbè, meno male, allora sei d'accordo con me, insomma, che sti maligni pensi, mo adesso chissà si impegna, magari lui si concentra di più, Guarascio, per vincere a Parma. Speriamo bene, dai. Se continuate così me ne vado. Mannaggia voi, mannaggia. Cosa manca, Antonio, per te al Cosenza? Ti trovi d'accordo sull'analisi che facevo prima con Alberto Urban? Manca forse qualcosa ancora affinché sia una squadra completa? Sì, però non riesco bene ad individuare cosa. Sarebbe troppo semplice probabilmente dire un attaccante. Perché se noi ragioniamo anche guardando la partita con il Frosinone, il Cosenza innanzitutto ha giocato all'attacco, perché non ha giocato assolutamente in contropiede, giocava con una pressione molto molto alta. Vabbè, ma ti ha fatto giocare il Frosinone in quel modo, perché se il Frosinone non si fosse schiacciato, non l'avesse schiacciato, trovi un'altra squadra, giochi in un altro modo, ti crea problemi. Cioè, la cosa importante è da dire anche questa, Occhiuzzi ha preparato la partita in quel modo, poi sono squadre che giocano con altri modi, altre tattiche, insomma non è facile. Quindi Francesco vuole andare a parare dove? Dice, ma questi noi centravanti, quest'uomo d'aria, ci manca o non ci manca? Secondo te a gennaio ci deve pensare Guarascio a un uomo, diciamo, di peso, magari 90 kg o meno? Prego. Il discorso, a mio avviso, è nel momento in cui il gioco di Occhiuzzi anzi andrà avanti con dei brevi linei sulla prima linea, secondo me il centravanti, il Bomber, il Rivière, l'Asensio non arriverà. Si aspetterà che Petre esca magari da questo periodo in cui è stato accantonato e venga impiegato con maggiore costanza al centro dell'attacco. Viceversa, se sarà Occhiuzzi a richiederlo, a quel punto è lecito attendersi che uno tra Petre, Borrelli, Sacco, questi calciatori che domani secondo me vedremo un po' tutti con anche gli Ozzi stesso, anche gli Ozzi Sueva, voglio dire, ci sono questi ragazzi insomma che possono dare il proprio contributo. Sueva a gennaio debba andare a fare un po' di esperienza in prestito, debba andare assolutamente a giocare in modo tale che il Cosenza capisca fin dove può utilizzare questo ragazzo, fin dove spingersi, fin dove monetizzare in un futuro, perché tenerlo fermo a Cosenza benissimo, in allenamento funge come da sparring partner, però poi alla prova pratica bisogna vederlo. Comunque dai, è tutto in base, speriamo bene. Adesso sentiamo a Carretta, subito dopo Clausia arriva Carretta. Tanto vado veloce perché purtroppo abbiamo poco tempo, questa trasmissione doveva durare minimo 7-8 ore, è iniziato il pomeriggio e fino alla notte. Vabbè. Comunque, volevi salutare Clausia? Sì, lo saluto caramente, assolutamente. Volevo chiedere, a proposito di qualche innesto, io onestamente, senza fare il professore, Idda centrale non mi piace. Tu che ne pensi? In difesa forse qualcosa va fatto, probabilmente verrà messo a mano proprio in quel pacchetto, ecco. Cioè, anzi, quasi scontato che in difesa arrivi un marcatore, ma non per sostituire Idda che non sta demeritando, anzi,
cioè al centro della difesa ha ritrovato, a mio avviso, una stabilità che forse da terzo non ha avuto in Serie B, invece al centro si sta dimostrando, a mio avviso, molto più affidabile. Però un altro elemento magari di maggiore esperienza e di grande affidabilità a gennaio arriverà, questo sì. Grazie. Staremo a vedere. Grazie Antonio, una buona serata. Ciao. Ciao. Ricordo che oggi facciamo gli auguri a Carretta, il compleanno di Carretta adesso, che adesso lo chiamiamo subito. Grazie Clausi, ciao. Ringraziamo Antonio Clausi. Allora, ecco qua, ringraziamo Antonio. Ciao Antonio. Ritorniamo ancora 22:12 in questo preciso istante. Andiamo veloci perché chi va piano se ne va dove? Va lontanissimo. Lontanissimo. In Serie A. In Serie A. Allora, telefonata e poi Carretta. Pronto, chi abbiamo? Pronto Fabio, ciao, sono Antonello, chiamo da Cosenza. Buonasera Antonello, veloce, rapido, una battuta, vai. Sì, una battuta, mi volevo soffermare sui nuovi acquisti. Francamente, se avessimo il valore aggiunto di questi calciatori, forse avremmo qualche punto in più in classifica. Che fine hanno fatto questi ragazzi che sono stati comprati? Non lo so, a chi ti riferisci, scusa? A Zacco, a Petrucci, voglio dire, a tutti, a quello della Roma. Anche Ba. Esatto, ma voglio dire, il campionato è appena iniziato, diamogli un po' di tempo, anche non solo all'allenatore, anche a questi giocatori, non solo di ambientarsi, ma anche di avere qualche minuto nelle gambe, anche un po' di giocare. Ancora il campionato, lo stiamo dicendo a più riprese, è lungo il campionato di Serie B, caro amico da casa. Ancora c'è tempo per vedere se sono giocatori da Cosenza, se sono giocatori da Serie B, e avranno sicuramente, io penso che già mercoledì avranno già una grossa opportunità di mettersi in rilievo e di giocare qualche minuto. Diamogli un po' di tempo, diamogli ancora un po' di tempo, perché siamo ancora alle prime giornate di campionato e occorre necessariamente fare ciò. Certo. Allora, così, che vogliamo dire Antonello? Prego, veloce. No, secondo me, voglio dire, sono passate 8 partite, tutto sommato il tempo un po' c'è stato, voglio dire, cioè ancora sono degli oggetti misteriosi, non si capisce bene perché sono stati acquistati questi calciatori. Poi piano piano li vediamo tutti, purtroppo dobbiamo avere i calciatori squadra, no? Che facciamo? Qualcuno è stato anche infortunato. Vabbè. Comunque grazie Antonello, un abbraccio. Grazie, allora, grazie. Gli auguri, eccolo qua, se giro il telefono Mirko è meglio, abbiamo niente poco di meno che il bomber dei bomber, perché quando lo chiamano, è vero Francesco, quando gli cantiamo tanti auguri. Fai tanti, fammi sentire un attimo, me la fai? Tanti auguri a te, tanti auguri. Senti Mario, come hai visto te, questi nonni come sono preparati? Tanti auguri a Mirko, tanti auguri a te. Solo per questo Mario, tu ogni settimana dal lupo al lupo. Guarda. Compa, non ti monta a capo però, continua. Aspetta, mettiamo i sottotitoli. Mi raccomando. Allora, un attimo che sta scrivendo i sottotitoli. Si vede che non mi conosci. L'avete capito cosa ha detto? Sì, no, ci sono i sottotitoli. Ha capito. Non montarti la testa, no, gli ho detto si vede che non mi conosce. Sì, lo so, Mirko. Ti conosco bene, ti conosco. Però guarda, una cosa, 2 anni fa, non mi ricordo, l'anno scorso... L'anno scorso ne ha fatto soffrire con Braglia. La stessa cosa, perché con Braglia l'anno scorso ne ha fatto soffrire. Ma dico, fammi dire una cosa ogni tanto. Anche a me mi ha fatto soffrire lui. Lo so. Qua soffrono tutti. Una bombalgia. Lo so. Però devo dire, Francesco, che Mirko, diciamo, ragazzi pure sono tutti disponibili, ma ecco. sì, ma si vede, hanno creato un gruppo, no? Perché poi a prescindere chi gioca, chi va in campo o no, e questo quello che secondo me Roberto è stato bravo, perché ha capito che sono tutti ragazzi e ha saputo ascoltare soprattutto. Ma quello è importante, anche il dialogo. Sì, Braglia, per carità, era così con i paraocchi, è ovvio che poi magari tu trovi una squadra che in spogliatoio non si parlano, lì non ci vai, non parli con il ragazzo, è il problema. O mi sbaglio, Mirko? Che vogliamo dire Roberto innanzitutto? Ma Roberto, l'ho detto anche a fine partita, è un grande uomo, un grande allenatore, ha portato al di là della compattezza nel gruppo e il rispetto reciproco, nel senso tra di noi e con lui, ma ha portato anche delle idee, dei concetti di gioco, che cose che comunque prima non avevamo e che adesso invece abbiamo.
e infatti si vedono sul campo, nel senso non c'è bisogno che... Io mi sono sbilanciato, io mi sono sbilanciato e ho detto che praticamente voi preparate partita dopo partita, perché secondo me pensare adesso a quella, se eravate concentrati per Frosinone, pensare alla Salernitana, pensare a Rareggiano, a Rupai, cioè diventa difficile. Quindi io ho capito che, prima l'ho detto, che voi avete preparato questa di Frosinone sulla carta e l'avete interpretata alla lettera, perché una squadra che scende in campo in quel modo, con quel piglio, con quell'aggressività alta, cioè, hai detto tutto, insomma, non hai messo in condizione di giocare l'avversario. Prego Francesco. Posso rovinare il compleanno a Mirko? Ovviamente in senso buono, me ne voglia, non me ne voglia. Mirko, guarda, ti faccio questo appunto. Ovviamente i gol sono meritatissimi, i gol non sono fortunati, ma sono sempre cercati, come mi piace dire a me. Quindi complimenti intanto per i gol che hai realizzato anche nell'ultima partita. Però ecco perché voglio rovinarti il compleanno e chiedo sincerità. Non c'è bisogno, posso già interrompere per dire cosa mi stai per dire e te lo posso già dire io. Ma fatela fare però la domanda, aspetta, ferma, vediamo se è stato chiaroveggente e vediamo se vai, fammi sentire. Che ti volevo chiedere, Francesco? Che sta per dire che ho fatto cagare, che nel senso non c'è bisogno che... No, aggiungo un particolare, che però va in questo... però mi hai capito. Io sto notando che ancora non è il Mirko Carretta che conosciamo noi, che è stato quello della fine del campionato dello scorso anno. Dimmi che è così, questo me lo puoi dire. No, vabbè. Questo non... secondo me è una questione pure che magari forse in quelle 10 partite abbiamo espresso anche un altro tipo di gioco diverso e forse siamo usciti fuori tanti, magari c'erano un sacco di combinazioni anche con altri giocatori che magari facevano esprimere anche, c'era creata quella cosa, quell'empatia anche davanti che comunque ci ha facilitato magari con Manu Rivière, che comunque ci ha facilitato tante di situazioni. Però fatto sta che comunque io sicuramente fisicamente mi sento, non c'ho problematiche come l'avevo prima, devo trovare un po' di brillantezza che prima non avevo, ma dovute ad alcune dinamiche. Però secondo me non è una questione fisica, è una questione proprio che, per dirti, venerdì ho sbagliato cose che nel senso non c'entrano niente nella brillantezza e nella forma. Ho sbagliato perché era una partita e ho sbagliato cose non sbaglio mai. Mi hai dato ragione, però vedi? Era così la partita. Sì, sicuramente è vero. Infatti io dopo il gol che ho detto, esultando con i miei compagni, ho detto lo sapevo che segnavo perché stavo facendo troppo cagare. Ci credevo di far gol. Allora, Mirko, ti devo dire una cosa. Tu so che, siccome sei sempre un Frosinone, no? Anche lo scorso anno, so che c'è ti sta cercando il Frosinone, perché ma tu col Cosenza sei in scadenza. Il prossimo anno mi prende, così a questo punto sì. Sempre, no? Ma tu sei in scadenza con il Cosenza, se non mi sbaglio, sei in scadenza di contratto? Sì, sono in scadenza io. E allora mi sa che comunque è vero, nel senso ancora non sono il vero Carretta come... questa cosa allora diciamo una battuta, mo te la strappi una battuta. Non sei il vero Carretta, sei stato un carrettone, adesso diventerai una carrettina o un carrettone. Però una cosa bella, Mirko, che insomma quando chiami qua, quando ti chiamo segni, questa ha fatto un paio di gol, ho detto l'altra volta uno, tu, mo speriamo che segni di nuovo. Io spero che ogni lunedì allora se ti porto qua, ti accreditiamo qui noi, sei a carico nostro, non ti preoccupare Mirko. Senti, per il momento ti facciamo i migliori auguri. Vediamo una curiosità. Sì, una curiosità, vai. Una curiosità, perché sennò... Ma è vero, dice anche in questo caso la verità, è vero che lo scorso anno, quando ancora c'era Braglia, tanto ormai non ci sente più Braglia, le formazioni le faceva Occhiuzzi già nelle ultime partite, prima che poi Braglia fosse allontanato, Mirko? No, non penso. No, assolutamente, questa è forse una delle più grosse cavolate che ho sentito negli ultimi anni. Lascia perdere. Quella la faceva Braglia, Roberto gli dava una grossa mano sotto l'aspetto, su alcune dinamiche, quello che poteva fare lui per un secondo non poteva fare altro, quindi ma non che metteva a bocca sulla formazione che doveva fare, figurati. Assolutamente non rientra proprio nei suoi
nelle lo sue, so. insomma, corde, nella sua perché persona. ne corde, proprio dei propri corde, Braglio ne sia. Vabbè, comunque ti saluta il tifoso Mario Costabile, ti facciamo gli auguri. Mirko, ma quanti anni fa, giusto per sapere, no? Non si chiede, ce lo dici quanti sono? No, 20. 21, bravo, c'è una carriera, c'è un futuro ancora, un futuro magari. Naturalmente sulla baia dei Gallipoli praticamente, ricordiamo che lui viene da Gallipoli, città di mare, insomma. Sono 30 Fabio, sono 30. 30 ancora se nuoglione, che ne mangia pane ancora, va. Comunque speriamo bene, dai, auguri anche per la tua famiglia e tutti, la tua moglie. Mille, ciao Mirko, mille. ciao, un grande in bocca. Ciao. E magari auguri. Viva il lupo, si dice. Ma anche per l'attesa della Madonna, l'attesa della moglie. Doppi auguri, ci siamo dimenticati che hai festeggiato col pallone, col pancione. Ah sì, quello è doppi auguri. La famiglia. Sono 3 auguri per il gol, auguri per il compleanno. mia moglie che è incinta. Complimenti. Per il compleanno. Come si chiama tua moglie, Mirko? Come si chiama? Carolina. E un abbraccio a Carolina e al piccolo. Maschietto? No, c'ho già una femminuccia, questa è la seconda femminuccia. Ma non ti preoccupare, poi il calciatore lo farai verso il 2024, non ti preoccupare. No, c'è tempo. Non voglio fare alla fine che hai fatto genitori che sperano nel far diventare calciatore il figlio. L'importante è che va tutto bene, l'importante è che va tutto bene, dai Mirko, non ti preoccupare. Sì, infatti. La prossima volta buttati dall'armadio e vedi che farai un maschio. Va bene, un abbraccio, una buona serata a Mirko Carretta. Ciao, grazie. Festeggeremo domenica sera, dai, con buona vita, tanti auguri, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ringraziamo Mirko. Allora, 21, mi arrivano delle notifiche, sì. Non so se riusciamo a sentirla Erika proprio al volo, se ce la facciamo Erika, proprio una telefonata. Erika, la nostra, purtroppo, la nostra, si chiamano valle, le vallette, non c'è più le vallette, non c'è più, era insieme a me e conduce, però i ristoranti sono chiusi, quindi siamo ritornati all'interno, appena ci riaprono, eccola qua, quanto è bella, guardala, eccola qua, gira il telefono Erika, orizzontale, eccola qua, gira il telefono, brava. Adesso il livello sa. In onda, chiudiamo che mi dai la linea a Giuseppe Costanzo alla regia, per non dividirmi così, Enrico, vabbè, è così, brava. Allora, eccola qua, Erika, tutta per voi, Francesco Manarino. Mi mancate tantissimo. Allora, ritorniamo. Doveva essere in studio, però. Periodo al più presto. In studio purtroppo non possiamo perché abbiamo lo studio qui, 2 di Cosenza che con il fatto del Covid dobbiamo essere purtroppo. Veramente complimenti a questa ragazza. Per le sue qualità esteriori innanzitutto. E ci fa pure perché si è laureata, i complimenti, si è laureata. Si è laureata e anche quando collabora in trasmissione veramente è un sole che splende in questa trasmissione. Si sta provando, la sta corteggiando. Ma questi pensionati sono un nonno. Sti pensionati su una cosa, guarda, pazzesca. È la verità. Falla salutare che allora Erika, ti lascio, noi chiudiamo, ti saluta Francesco Manarino della Gazzetta del Sud, Mario Costabile, ti lascio. Grazie, vi mando un bacio a tutti, anche a voi. Volevo fare l'augurio speciale a Mattia Scaramuzzo perché oggi fa i 33 anni, gli anni di Cristo, e un augurio al grande Mirko Carretta che ha appena parlato per i suoi 30 anni, quindi un abbraccio a entrambi. Ritorneremo appena Conte, appena il governo dà la possibilità di aprire questi ristoranti, che ci auguriamo anche per tutti i ristoratori d'Italia che possiamo ritornare, perché noi in qualche modo questa trasmissione lunedì andava in tour nei ristoranti della provincia di Cosenza, quindi ci auguriamo che ritorniamo ai ristoranti. Erika, se vuoi un abbraccio grande da parte mia e auguroni per la tua... Ricordiamo di seguire la pagina su Instagram di Lupo al Lupo che abbiamo allestito, ci saranno tutte le puntate, quindi seguitela. Hai capito? Mi raccomando. Un abbraccio, ciao Erika. Ci uniamo all'abbraccio. Ciao. Grazie. Buonanotte a tutti. Ringraziamo Ericucci allora per gli auguri per la sua laurea. Allora, prego Francesco, veloce, rapido, una battuta. Sì, ci auguriamo davvero che il Cosenza prosegua su questa scia. Noi ci crediamo, la squadra ci crede, noi siamo con voi. Forza Lupi. Allora, un minuto l'abbiamo appena telefonato o no? Pronto? Poi giusto pensare, no, non abbiamo un minuto. Mario, grazie. Grazie a te, grazie, veramente è stata una bella serata.
2 giocatori, uno ex e Carretta attualmente in forza, siamo veramente contenti, quindi speriamo di continuare così. Grazie, allora io saluto il collega Antonio Battaglia, che lo ringrazio, doveva intervenire insieme a noi ma non ho avuto il tempo, quindi ci aveva parlato del Catanzaro, della Vibonese, vi salutiamo, e anche un passaggio sulla Regina. Antonio sarà per la prossima settimana, ti abbraccio e scusami tanto se non sono riuscito, visto i tempi, perché andiamo sempre scappando, non ho fatto il tempo. Vabbè. La linea a Giuseppe Costanzo, la regia centrale, da Fabio Di Polito è tutto, l'appuntamento a lunedì prossimo, che Dio ce la mandi buona, benedica gli Stati Uniti d'America, che benedica sta Calabria, insomma, che Dio ce la mandi buona, perché ne potremo più qua, detto in dialetto così non ce la facciamo più. Ciao, una felice notte, ciao.